Siamo molto emozionate e super cariche per questo appuntamento perché comunque è la nostra prima volta e sarà magico trovarci in quel mondo pieno di grandi atleti e far parte di questo grande gruppo di persone che sono lì per cercare di raggiungere una medaglia. Quindi siamo super cariche e faremo di tutto insomma, per raggiungere il risultato più alto possibile. Così, pochi giorni prima di partire per il Giappone, Silvia Biasi, libero della nazionale italiana femminile di sitting volley, raccontava le emozioni per la sua partecipazione alle Paralimpiadi di Tokyo. L'occasione era stata la presentazione del suo libro Volevo solo giocare a pallavolo, dove ha raccontato l'amore per il volley, ma anche un altro aspetto della disabilità. Cercare di far vedere una realtà diversa, soprattutto sulla disabilità, e per portare un contributo diverso rispetto a quella che è la normale percezione di persone con determinate disabilità. Quindi ho voluto raccontarlo per fare in modo che la gente si renda conto che c'è un universo totalmente parallelo rispetto a quello della pietà. Silvia, originaria di Godega di Sant'Urbano, ad appena 5 anni a causa di un incidente perde una mano. A 12 nasce in lei, grazie alle sorelle, la passione per la pallavolo, sport che inizia a praticare dimostrando subito grandi doti e una forte tenacia. Nel 2017 entra a far parte della nazionale di sitting volley con cui a Tokyo tenterà di portare a casa la medaglia più preziosa. Oggi la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi porta bandiera un'altra campionessa trevigiana, Bebe Vio, da domani poi al via le gare.